È candidata per sindaco a Fiume Veneto, dalla sua la Lega, le liste civiche e Forza Italia. Più il tempo passa, più cosa si accorge, cosa sta accadendo a Fiume Veneto e cosa chiede la gente in sostanza, Jessica? Dunque, più il tempo passa, più in realtà si delineano gli scenari, quindi diciamo che questo nell'ottica appunto di un ragionamento democratico è anche opportuno e corretto. Dobbiamo arrivare a un punto in cui conosciamo quelli che sono i candidati sindaci e iniziamo a conoscere le varie posizioni. Cosa chiedono le persone? Abbiamo parlato con molti concittadini, rappresentanti di associazioni, commercianti, imprese e quant'altro. Chiedono un contatto diretto, chiedono che l'amministrazione, che si azzerino sostanzialmente le distanze tra l'amministrazione e il cittadino. E questo rappresenta anche uno dei punti focali del nostro programma, proprio azzerare e ridurre le distanze. Un impegno programmatico che vogliamo porre in essere sin da subito con un'iniziativa che abbiamo definito il candidato sindaco al domicilio ed è uno strumento attraverso il quale con un numero telefonico che si può appunto contattare, che è tra l'altro un numero telefonico al quale rispondo io, si può contattare, stabilire quindi degli incontri per confrontarsi, per creare un contatto diretto. Quando ci sarà il primo? Il primo appena ricevo la prima chiamata, quindi da domani quando gli inviti verranno distribuiti. Avete intenzione di dar vita ad una convention, a delle riunioni nei quartieri? Certo, questo senz'altro. Quello che ho appena indicato non è uno strumento che esclude gli altri, ci saranno delle riunioni, però è anche giusto dare un servizio anche a chi magari non può spostarsi da casa o ha delle difficoltà a farlo. Quindi penso che sia un'iniziativa interessante. La vedo carica questa Jessica, no? Sarà il colore. Jessica Canton, candidata a sindaco a Fiume Veneto, liste civiche, Lega e Forza Italia. Grazie ancora. Direttore. Mentre Gianni Sartor, lui